In questa nuova idea della relatività ristretta, come vi ho detto, la meccanica classica continua a valere ma ha ristretto il dominio. Quello che conta è comunque sempre considerare i sistemi di riferimento inerziali come sistemi che prendono in qualche modo il privilegio di avere la descrizione delle leggi fisiche come invariante in forma. E questo, secondo Einstein, è un difetto. È un difetto che la relatività ristretta condivide con la meccanica di Newton, cioè considerare i sistemi inerziali in qualche maniera privilegiati rispetto agli altri. Il fatto che il sistema inerziale, quindi la geometria che sta sotto a un sistema inerziale, mi vincoli il tipo di descrizione fisica degli oggetti, ma la dinamica degli oggetti non influisca sullo spazio-tempo, questo mi dà un po' fastidio. Quindi la relatività ristretta è una grande rivoluzione, cambia una parte della geometria, ma lascia questo privilegio dei sistemi inerziali. Questo è un difetto epistemologico, dice Einstein, cioè è un difetto proprio di metodo che sta sotto. Mi piacerebbe che lo spazio, il tempo e le dinamiche degli oggetti interagissero tra di loro. Però c'è anche un difetto fisico in questa descrizione, e cioè Einstein prova, dice, allora nel 1905 lui fa questo articolo fondamentale. Nell'anno successivo Planck dice va bene, ha ragione Einstein, è vero, probabilmente bisogna cambiare dalla meccanica classica. Allora come si descrive la meccanica classica in forma relativistica secondo la relatività di Einstein? Scrive tutto, fa la formulazione della meccanica classica in forma relativistica. Manca una cosa però: come si descrive in maniera relativistica la forza più importante che Newton ha trovato, quella di gravitazione universale? Questo non è banale, è un grosso problema. Cioè io riesco a tradurre la meccanica classica in ambito relativistico, a vedere tutte le approssimazioni che devo fare, ma non so scrivere la legge di gravitazione universale, cioè il risultato più importante ottenuto da Newton. E allora l'idea di Einstein è cercare di capire che cos'è che devo fare per introdurre la gravitazione dentro un quadro relativistico. La relatività generale è proprio questa, è la nuova teoria della gravitazione, dopo quella che per secoli aveva dominato, quella newtoniana, è la nuova teoria della gravitazione. E si chiama generale perché Einstein si accorge che bisogna considerare non più solo i sistemi inerziali, ma sistemi in modo qualunque. E è molto carino il modo in cui lo introduce, è un suo scritto che vi leggo. Fu nel 1907. Nel 1907 stava appunto scrivendo una specie di riassunto di quelli che erano i portati della relatività ristretta e si trova il problema di come fare a trascrivere la forza di gravitazione di Newton. Ebbene, fu nel 7 che ebbi il pensiero più felice della mia vita, nella forma seguente: il campo gravitazionale è solo un'esistenza relativa. Per un osservatore che cada, il pensiero più felice è cascare dalla cima di qualche cosa e fare degli esperimenti, per Einstein. Il campo gravitazionale ha solo un'esistenza relativa per un osservatore che cade liberamente dal tetto di una casa. Non esiste alcun campo gravitazionale. Infatti, se l'osservatore lascia cadere dei corpi, questi permangono in uno stato di quieto di moto uniforme rispetto a lui. L'osservatore di conseguenza interpreta il proprio stato come uno stato di quiete. Grazie a quest'idea, quella singolarissima legge sperimentale secondo cui in un campo gravitazionale tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione, veniva improvvisamente ad acquisire un significato fisico profondo. Che cosa sta dicendo Einstein? Si accorge che c'è una legge, non posso far cascare quel libro lì, che c'è una legge importante che era stata già trovata da Galileo sperimentalmente. Se io elimino la resistenza dell'aria, tutti i corpi cascano con la stessa accelerazione. Quindi se io evito gli attriti, quindi più che cascare da solo ma casco chiuso in una scatola da una certa altezza, gli esperimenti che faccio mi danno l'idea di essere fermo perché tutti gli oggetti condividono con me la stessa accelerazione. Nel vuoto una piuma e una pallina di piombo lasciate cascare da una certa altezza nello stesso istante, arrivano nello stesso istante per terra. Questo si chiama, è una formulazione del principio di equivalenza. Allora, se questo è vero, dice Einstein, che cos'è un campo gravitazionale? È solo un'illusione. In realtà è un particolare tipo di metrica dello spazio-tempo, questa dei moti accelerati.
il campo gravitazionale o un sistema di riferimento in accelerazione sono la stessa cosa. Posso costruire una geometria dei moti accelerati che mima un campo di forze. Quindi il campo di forze è un campo metrico, un campo geometrico. E qui ci sono due esempi che oggi si possono fare. Queste sono alcune illustrazioni che abbiamo fatto insieme, Tullio Regge e io, per un libro che abbiamo scritto nel 2003-2005 della UTET, che è un'introduzione storica e concettuale alla relatività di stretta generale. Se voi state fuori dalla levitazione, su una navicella levitate, lo sappiamo tutti, abbiamo visto, li abbiamo visti fisicamente gli astronauti che levitano. Se voi invece la navicella gli date una spinta, quindi un'accelerazione in questa direzione, è come se sentiste una forza dall'alto verso il basso e quindi rimanete appoggiati. Quindi un'accelerazione in questo senso a voi dà l'impressione di una forza di attrazione verso il pavimento. Ed è la stessa cosa precisa della caduta libera, quindi quando siete in assenza di gravità è la stessa cosa che trovate nella caduta libera, il pensiero più felice della vita di Einstein, e quando avete un'accelerazione è la stessa sensazione che trovate quando siete sulla superficie di un corpo massivo per attrazione gravitazionale. Quindi studiando bene questo si può finalmente eliminare il difetto epistemologico e considerare il campo gravitazionale come identificabile con le proprietà geometriche dello spazio e del tempo e quindi risolvere questo problema che non c'è un palcoscenico passivo degli eventi dato dallo spazio-tempo, ma spazio-tempo ed eventi e dinamica degli oggetti sono un tutt'uno. Rappresentazione pittorica fatta sempre da Tullio Regge, che si divertiva con queste cose, è questa. Il telo di Eddington è in qualche maniera la metrica dello spazio-tempo, corpi massivi la deformano. Se io mi trovo in questi intorni dove c'è la deformazione, casco dentro. La stessa cosa che succede quando... Questo che tipo di oggetto è? Quando io sono sulla Terra, abbastanza vicino, quello che sento è una forza di attrazione che mi fa cascare dentro la Terra. La stessa cosa succede qui. E allora si può dare una rappresentazione pittorica di questa identificazione tra una forza, quella gravitazionale, e le proprietà geometriche dello spazio-tempo. A questo punto questa geometria però è molto più complicata di quella euclidea, però noi non ce ne accorgiamo perché alle nostre scale non ci accorgiamo di nulla, ma su scale molto grandi, quelle cosmologiche, sì, conta molto il tipo di geometria con cui abbiamo a che fare. Bene, questa teoria può sembrare effettivamente molto astratta, lo è davvero, non serve a nulla. Guardate che molti colleghi, anche a fisica o anche a astronomia, paradossalmente, la teoria della gravitazione, la teoria della relatività generale, cioè la nuova teoria della gravitazione, non la si studia tanto e si pensa che sia una teoria molto matematica, molto bella, molto, ma che in realtà non abbia niente a che fare con applicazioni. Ecco, questa è una sciocchezza. Le applicazioni non sono arrivate subito. La teoria fu introdotta da Einstein nel 1915, pubblicata poi, prima comunicata, poi pubblicata all'inizio del 16. Dopo un po' di tempo però le applicazioni ci sono state e sono molte. Come funzionano i famosi sistemi di posizionamento globali, GPS, quelli che ormai io non ce l'ho, ma comunque quasi tutti hanno sulla loro macchina o su un orologio da poco. Così utilizzano segnali che vengono scambiati dalla vostra postazione e una serie di satelliti che stanno fuori. Se non si facessero correzioni che vengono dalla relatività ristretta, ma anche dalla relatività generale, la precisione della vostra posizione, parlando col satellite, sarebbe con un'indeterminatezza dell'ordine delle decine di chilometri. A cosa vi serve a Mogliano un indicatore di strade con una precisione di 15 km andata a finire in laguna, no? Cioè, nel senso... Quindi, per avere queste precisioni però bisogna costruire tecnologie che tengano conto di una teoria che sembra molto astratta ma che, come si vede, ha invece implicazioni, forti implicazioni, anche dal punto di vista tecnico. Messaggio: non è assolutamente detto a che cosa serva conoscere il mondo, ma quando lo si conosce meglio poi si può anche sfruttare bene queste conoscenze. Quindi quei governi miopi, i nostri sono tra questi, che... ciechi, miopi, forse totalmente ciechi, che ritengono che uno può finanziare solo le cose che a 4-5 anni, il tempo del loro mandato, producano qualche cosa di commercializzabile. Vuol dire che non hanno capito che in realtà le grandi prospettive che l'umanità si è aperta in 4 secoli di scienza sono state aperte proprio da cose che sono state mosse dalla curiosità di capire prima di tutto, quindi è un problema culturale
voglio capire meglio come funziona, dopodiché se capisco meglio posso capire meglio come curare una malattia, come costruire una nuova tecnologia, come muovermi in un certo modo, come comunicare in un altro. Ma queste cose all'inizio non si sapeva. Quando Einstein ha costruito la sua teoria super astratta, non aveva benché minima idea che sarebbe poi stata così utile sulla Terra per posizionare le persone che si spostano. Va bene? Allora ci sono le teorie della relatività, ve ne ho parlato, ristretta e generale. L'altra teoria è la teoria dei quanti. Allora su questa due parole, la teoria dei quanti, l'ho chiamata teoria dei quanti, in realtà oggi si parla di meccanica quantistica. Allora c'è una fase che va dal 1900 al 1925, che è la fase della cosiddetta vecchia teoria dei quanti, Old Quantum Theory, o si dice in letteratura, cioè, perché è tutto un periodo in cui si capisce che la quantizzazione, il quanto è importante per capire fenomeni come quelli che vi ho detto, che poi sono questi che vi ho elencato qua. Un corpo nero, perché emette come emette un corpo nero? Un corpo nero, oggi l'ho chiesto ai ragazzi, vediamo se qui qualcuno risponde. Qual è un corpo nero? Un esempio di corpo nero che vediamo tutti i giorni. Diciamo corpo nero. No? Il sole. Allora il corpo nero è così luminoso, sì, vabbè, però è così, va bene? Cioè, per quale ragione la radiazione emessa da un oggetto che ha una certa temperatura ha questo andamento continuo che spazia tutto lo spettro, da frequenze piccolissime a frequenze altissime? Come mai? Questo era un problema, non era banale, con le leggi classiche non si capisce. Allora il corpo nero è stato il primo, ma poi ce ne sono tutti gli altri, la spettroscopia, tutta questa roba qua. Allora, in questi 25 anni si fanno piccoli passi con modellini che funzionano solo per l'atomo, solo per il corpo nero, cioè basta quantizzare qualcosa e si vede. Non c'è una teoria finita. La teoria finita arriva nel 25-26, fine del 25, con quella che si chiama teoria meccanica delle matrici, introdotta da Heisenberg, Born e Jordan, e agli inizi del 26 dalla teoria che si chiama meccanica ondulatoria, che è stata introdotta da Schrödinger. Queste due teorie sono completamente diverse nei presupposti. Una parte dal presupposto delle descrizione di particelle, piccole ma particelle, l'altra parte dal presupposto che la descrizione fondamentale sia quella delle onde. Quindi i presupposti di queste due teorie sono diverse, ma il tipo di predizione che fanno è assolutamente uguale, anzi si può dimostrare che le due teorie matematicamente sono la stessa cosa, diciamo, però bisogna dimostrarlo, ecco, cioè le due teorie nascono, una corpuscolare e una ondulatoria, ma danno le stesse predizioni, in realtà poi ce ne sarà addirittura una terza formulazione. Da quel momento in poi la meccanica quantistica viene definitivamente in auge e si comincia a cercare, beh, allora si è risolto, allora c'è la relatività per le cose veloci, c'è la meccanica quantistica per le cose piccole, abbiamo risolto il problema. Non è così. Come per la teoria di Max dei campi elettromagnetici, capire che cavolo dice quella teoria è una questione che richiede un sacco di tempo e che tutt'oggi non è chiarissimo. Anche perché, a differenza della meccanica classica, che come vi ho detto già partiva da delle astrazioni, se io faccio vedere e far capire a Aristotele la meccanica di Newton, ha una grande difficoltà a capirla, anche se riesco a fargli capire le equazioni, va bene? Però tutto sommato la meccanica classica, appunto, avendo a che fare con oggetti che tocco della mia scala, mi dà una certa tranquillità, è conforme all'intuizione che io educo fin da piccolo. Invece queste teorie non sono conformi all'intuizione che io educo fin da piccolo, nel senso che appunto, per esempio, le particelle possono attraversare barriere, come se ci fosse la possibilità, una probabilità non nulla di attraversare una parete per un oggetto. Dice, ma come? Corro come un pazzo, sbatto e torno indietro, non c'è bene. In meccanica quantistica questo può succedere. Le particelle sono tutte assolutamente identiche, indiscernibili, dice. Sì, vabbè, che mi racconti? Cioè, se io ho una collezione di elettroni non posso chiamare l'elettrone A, l'elettrone B, l'elettrone C. So che sono un certo numero, questo lo posso sapere, ma non ho possibilità di identificare l'uno e l'altro.
E questo fatto che io non li possa identificare ha delle evidenze misurabili, ci sono delle forze che sono legate a questo e che forse possono essere intuitivamente comprese se uno pensa che un elettrone, per esempio, in alcuni contesti è anche un'onda. Allora se io faccio scontrare due onde è difficile che capisca quale onda esce rispetto a cosa. Due onde sono indiscernibili, sono oggetti che quando poi si incrociano non li trovo più, va bene? Però è solamente un modo pittorico per dire c'è questa fondamentale indiscernibilità della particelle. Ci sono tutta una serie di caratterizzazioni degli oggetti fisici, come per la relatività la caratterizzazione dello spazio-tempo diventa molto più astratta. Nella caratterizzazione degli oggetti fisici ci sono tutte queste proprietà che per noi non esistono, quindi non sono più discernibili, non sono più genidentici, se vogliamo utilizzare quei due aggettivi che avevo utilizzato all'inizio. Ora qui non vi faccio vedere tutta questa roba che avevo messo, ma mi piaceva dire solo questa cosa. Allora, uno pensa che l'inizio della teoria sia il corpo nero. È veramente, cioè, lo leggete in tutti i manuali. Nel 1900 Planck risolve il problema del corpo nero introducendo la quantizzazione di energia. Intanto uno dovrebbe domandare agli studenti quale energia, nel senso che uno pensa che subito c'è tutti quanti a tutte le parti, invece no, Planck è un fisico classico. Allora prende la radiazione in cavità, quella che è la radiazione di corpo nero che si studia nel laboratorio, oppure adesso, e considera la radiazione elettromagnetica in cavità, quella termica continua, quindi classica, ma considera che gli ipotetici oscillatori che costituiscono le pareti del buco, del corpo nero, va bene, possano assorbire ed emettere radiazione solo per quanti, HI, no? H è la costante di Planck per la frequenza. Ma il campo è continuo. In realtà Einstein gli dice, guarda, non è così, non si può fare solo in questa maniera. Quindi legare l'idea della quantizzazione a Planck va bene, ma il modo in cui lui dimostra di avere la necessità di introdurre il quanto non è efficace. Quello che lo fa veramente bene è Einstein. Allora vi do due solamente idee di questo. Da dove parte Einstein? Einstein parte da quest'idea. Dice, guardate, la termodinamica e la teoria cinetica dei gas, la teoria che in qualche maniera descrive i componenti di un gas come fossero tante palline classiche, ci dicono una cosa, che le leggi che noi utilizziamo per la meccanica classica, la forza uguale alla massa per l'accelerazione, anche se sembra uguale, non è la stessa tipo di leggi che utilizziamo in termodinamica. Questa è la legge dei gas perfetti, pressione per volume costante dei gas per temperatura. Queste due leggi sembrano uguali, ma in realtà non lo sono uguali, perché qui in linea di principio posso misurare la forza, la massa e l'accelerazione con precisioni quali che voglio, e la legge, come si dice, è perfettamente deterministica, almeno in linea di principio. Mentre qua invece non le posso misurare con la precisione che voglio, perché continuamente ci sono delle fluttuazioni. A me pare che il gas contenuto in una scatola abbia una pressione costante, ma se vado a fare delle misure più fini mi accorgo che la pressione non è costante, fluttua. Naturalmente fluttuazioni grandi dal valore medio sono meno probabili, ma ci sono e vanno tenute presenti. E allora su questa base, cioè questa idea, cerchiamo di capire meglio che cosa succede. Einstein fa un primo contributo importante, che è il primo contributo che permette alla comunità scientifica, pensate, siamo ancora in un periodo, siamo nel 1905, e nonostante tutto, nonostante alcuni progressi, l'idea che l'atomo esista non è diffusa. Sono i chimici che si occupano di atomi, ma il fisico anzi si occupa solamente delle grandezze che si possono misurare. Noi cosa misuriamo? L'energia. L'atomo l'abbiamo mai visto? No, qui non esiste.